Gli auguri di Natale ieri sera del prefetto Caccamo e della moglie Serafina in prefettura. Messaggio augurale stamani dell'arcivescovo Damiano, siate portatori di luce in queste ore buie. Natale in pediatria con l'associazione Motor Life di Agrigento. Vasta operazione della Polizia di Stato in tutta Italia, controllati in particolare i cannabis shop, anche la nostra provincia interessata. Tentata estorsione a un'impresa edile in videochiamata dalle carceri di Agrigento e Palermo. Incendi boschivi, operazione del Corpo Forestale, potenziato nel frattempo con l'arrivo di 329 nuovi agenti. Open Day stamani al Politi di Agrigento, illustrati i nuovi indirizzi di studio per il prossimo anno scolastico. Panoramica sportiva dei campionati di calcio prima della pausa natalizia, l'Agragas in trasferta a Priolo a porte chiuse, l'Aragona in casa con il Fulgatore. Buongiorno e benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi sabato 20 dicembre. Scambio di auguri ieri sera a casa del prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, che insieme alla moglie Serafina hanno accolto gli invitati. Ce ne parla meglio Margherita Trupiano. Scambio di auguri ieri sera a casa del prefetto di Agrigento, dottor Salvatore Caccamo, che insieme alla moglie ha accolto gli invitati ad un evento che si è contraddistinto per sobrietà ed eleganza, non tralasciando l'imponenza che le sale e il ricercato adobo natalizio, nonché un menù di grande raffinatezza, hanno conferito ad un momento che certamente si farà ricordare per il calore umano che i padroni di casa hanno donato ai loro ospiti. E tra questi, in mise rigorosamente da sera, rappresentanti delle autorità militari, civili, religiose, stampa, esponenti del mondo della cultura e di ordini cavallereschi. Una bellissima occasione, ha detto il prefetto in un breve e cordiale, affettuoso e incisivo discorso, per sottolineare come il Palazzo di Governo sia la casa dell'intero territorio e di quanti vogliano farne un riferimento per l'ascolto. Siete in tanti, ha concluso, e ciò mi rincuora tantissimo perché sottolinea sinergia e lavoro di squadra che innalzano il livello di bellezza di questa provincia nella quale siamo tutti impegnati in questa azione. Auguri e ringraziamenti anche dalla moglie raffinata e affabile First Lady e in conclusione una trascinante performance al piano del maestro Salvatore Galante che ha affascinato i presenti con le sue incantevoli note. Quindi io vi ringrazio, ma soprattutto ecco, ho il vero piacere di potervi ospitare ancora una volta in questi ambienti rinnovati e sotto questo aspetto devo fare un ringraziamento a mia moglie che è al mio fianco. E stamani gli auguri per le festività natalizie dell'arcivescovo Don Damiano. Siate portatori di luce in queste ore bue, rifacendosi alle parole del Santo Padre. Sentiamo uno stralcio del messaggio augurale del vescovo. Mi permetto, anche il vostro servizio, importante e utile, deve farsi un servizio tessitore di pace. Pace non è pacificazione, siamo tutti buoni. Pace è far venire fuori la giustizia, le mancanze della giustizia. Non solo la giustizia delle leggi, ma quel senso del giusto che è dentro ciascun uomo e ciascuna donna. Avrete sentito
la liturgia della parola di questi giorni è sottolineato spesso uomo giusto. Giuseppe, lo sposo di Maria, un uomo giusto. Zaccaria e anche Elisabetta, un uomo giusto. Giuseppe, se andiamo a guardare, non è proprio giusto nei confronti della legge di Mosè, perché doveva ripudiare Maria. Quindi una giustizia che va oltre la lettera, una giustizia che sa guardare oltre il dato sterile, quella giustizia che rende verità a ciascun uomo e a ciascuna donna. Ecco, il vostro servizio credo che sia importante per tessere la pace nelle nostre piccole e grandi guerre locali, perché ci sono. Hanno diversi volti, diversi aspetti, ma ci sono. Ecco, una informazione giusta, che sappia guardare per davvero all'umano che è in noi e al bene comune. Spesso si parla di bene comune, ma a volte risuona un po' a vuoto. Giuseppe ci ricorda nella narrazione fatta qualche giorno fa dal Vangelo, Giuseppe, lo sposo di Maria, non dice nulla nei Vangeli. Se cerchiamo una parola non c'è, però ogni volta che fa un'esperienza di Dio, dell'angelo, il risultato è Giuseppe si alzò e fece quanto gli era stato detto. La fede di Giuseppe è una fede del fare, non è una fede parolaia. Sì, vediamo, poi una fede di promesse, è una fede dell'agire. E allora, considerando che Giuseppe ha tanti devoti, tanti clientes, il patriarca San Giuseppe, si può imparare allora da lui. Se lo porto in giro per le strade, potrei pure portarlo in giro imitando le sue azioni. È un ora buio, tante lampade continuano a spegnersi, tra menti sempre più confuse e coscienze sempre più disorientate, doveri sempre più traditi. E allora accogliamo questa riconsegna che ci viene dal Natale, il servizio alla luce, per noi stessi, per quelli a cui siamo mandati. Ecco che anche il vostro lavoro, la vostra attività, che immagino si svolga in mezzo a tante difficoltà, ecco, che sia un servizio alla luce della verità, nella carità, ma anche nella chiarezza, nella trasparenza. Questo è l'augurio che faccio a questa Chiesa Agrigentina, alle amministrazioni comunali di questo territorio. Noi abbiamo 43 comuni, ed è veramente un augurio che voglio far giungere a queste amministrazioni, perché nel loro ambito possano anch'esse essere al servizio della luce e del bene comune e di null'altro. Buon Natale a tutti, siate portatori di luce. Giornata di Cross Hospital per i bambini ospiti del reparto pediatria in occasione del Natale all'ospedale di Agrigento, guidato dal dottor Giuseppe Gramaglia. Le interviste.
Continua il Natale in pediatria, abbiamo avuto diverse manifestazioni che sono iniziate con gli eroi acrobatici, la Fiat 500, diverse associazioni sono venute a trovare bambini ricoverati nel reparto di pediatria. Oggi è un giorno particolare perché abbiamo per la quarta volta consecutiva Motor Life, guidato da Rosario Farrugia, che ha portato qua una macchinina, ha portato un ciclomotore per bambini più grandi e un ciclomotore per bambini piccoli. Una bella esperienza nel reparto, in quanto i bambini non sono solo contenti per quanto concerne questa situazione che è un po' strana, in un reparto dove si dovrebbe piangere per i prelievi, dove si dovrebbe piangere per le punture, le iniezioni, dove si dovrebbe piangere per quanto riguarda tutti gli accertamenti e le terapie che devono fare. Stranamente con il Motor Life i bambini sono tranquilli, anzi addirittura quasi quasi non vorrebbero manco essere dimessi. Vivere il Natale nel reparto di pediatria diventa un Natale allegro, un Natale gioioso sia per i piccoli pazienti ma anche per le loro famiglie. Siamo alla quarta edizione della mototerapia al San Giovanni di Dio. Un grazie di cuore va al dottore Gramaglia, che ci apre sempre le porte del suo reparto, qua dove tutto è nato, perché la prima mototerapia in Sicilia è nata qua, nel reparto del dottore Gramaglia, e quindi questo per noi è un grosso vanto primario. Oggi, che dire, grandi emozioni, i bambini si stanno dimenticando di essere in ospedale e, come ha ben detto il nostro primario, oggi c'è tanta gioia e felicità. Stiamo regalando con le moto momenti di adrenalina, i bambini non vogliono più scendere dalle moto e ci continuano a dire: ma quando venite, quando venite? Questo per noi è già vincere la nostra missione. Un arrivederci al prossimo anno e buone feste. Colgo l'occasione anche per ringraziare l'azienda che ci ha permesso di effettuare questa manifestazione nella figura della triade strategica Insieme, ma anche nella figura del direttore sanitario del presidio, il dottor Vincenzo Asaro, che sta assistendo con piacere a questa manifestazione motociclistica che si verifica nei corridoi del reparto. La Polizia di Stato, con l'impegno degli investigatori delle squadre mobili presenti in tutta Italia, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, talvolta attraverso anche i cosiddetti cannabis shock e dei reati di criminalità diffusa. Anche la nostra provincia è stata interessata all'attività investigativa. Il nostro servizio. La Polizia di Stato, con l'impegno degli investigatori delle squadre mobili presenti su tutto il territorio nazionale, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti, talvolta attraverso i cosiddetti cannabis shop e dei connessi reati di cosiddetta criminalità diffusa. Le condotte criminose contrastate sono state quelle riconducibili a regolamenti di conti ed alcune tipologie di reati contro il patrimonio, porto illegale di armi, agli episodi di violenza. In questo contesto hanno assunto una particolare rilevanza le nuove modalità di approvvigionamento e utilizzo delle sostanze stupefacenti, come peraltro chiaramente emerso nella recente relazione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. Nell'ambito di tale operazione, svolta sull'intero territorio nazionale, sono stati arrestati 384 soggetti, 166 stranieri, 6 minorenni, indagati in stato di libertà 655 persone, di cui 256 stranieri, 39 minorenni. Sono stati sequestrati 35 kg di cocaina, 1370 di cannabinoidi, 1 di eroina, 41 armi da fuoco sequestrate, 80 armi bianche, 300.000 euro in contanti. Sono state identificate 95.164 persone sospette, di cui 600.701 stranieri e 10.848 minorenni. Sono state elevate sanzioni per 565 di diversa natura, la maggior parte delle quali per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione illegale di bevande alcoliche. In provincia di Agrigento l'attività della squadra mobile, con il supporto di equipaggi del personale della squadra cinofili della questura di Palermo
e del commissariato di Palma di Montechiaro ha consentito di effettuare controlli nei luoghi del centro agrigentino, dei centri limitrofi, finalizzati al contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'ambito di tale attività sono state eseguite 7 perquisizioni domiciliari in provincia di Agrigento e territori limitrofi, nei confronti di altrettanti soggetti già gravati da precedenti di polizia. È stato denunciato in stato di libertà un soggetto perché trovato in possesso di circa 16 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, oltre che di materiale per il frazionamento, la pesatura e il confezionamento della sostanza stupefacente. Inoltre è stato sottoposto a controllo un cannabis shop sito nel comune di Agrigento, dove all'interno sono stati rinvenuti e sequestrati 349 grammi imbustati di inflorescenze di cannabis sativa. Nell'ambito dei controlli sono state elevate sanzioni amministrative anche nei confronti di un'attività commerciale di parruccheria a Palma di Montechiaro, in quanto a seguito delle verifiche è stato accertato l'assenza delle prescritte autorizzazioni sanitarie e amministrative. Tentata estorsione a un'impresa edile in videochiamata, le telefonate partivano dalle carceri di Agrigento e Palermo, 3 arresti. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Messina hanno seguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del locale tribunale nei confronti di un uomo di 39 anni e di uno di 33 anni, già detenuti rispettivamente presso le case circondariali di Palermo e Agrigento, di un ragazzo di 24 anni, ristretto ai domiciliari per tentata estorsione e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, reati aggravati dal metodo mafioso e dall'impiego di un minore. I fatti risalgono al 1° dicembre, si sono verificati a Messina. Sarebbe stata avanzata la richiesta di 250.000 euro, successivamente diventati 100.000 a un'impresa catanese che stava svolgendo lavori di riqualificazione di un'area degradata Fondo Fucile. La richiesta è arrivata da una videochiamata dalle celle delle case circondariali di Petrusa, d'Agrigento e di Palermo. Dopo un primo contatto avvenuto al cantiere, le minacce sono proseguite con videochiamate, durante le quali veniva chiesto il pagamento della somma con l'avvertimento che in caso contrario il cantiere sarebbe stato fatto saltare in aria. Le indagini hanno accertato che 2 degli interlocutori parlavano dalle celle dei carceri di Agrigento e di Palermo utilizzando dei telefoni cellulari, nonostante fossero detenuti per altri reati. Un terzo indagato avrebbe svolto il ruolo di emissario, mentre un minorenne sarebbe stato incaricato di recapitare il messaggio estorsivo. La denuncia immediata da parte dell'impresa ha consentito ai carabinieri del nucleo investigativo di intervenire e bloccare il tentativo di estorsione. 4 persone sono state denunciate dal Tribunale di Termini Imerese per 3 incendi divampati tra agosto e settembre di quest'anno. A individuare il responsabile è stato il Corpo Forestale della Regione Siciliana, al termine di mesi di indagine condotte attraverso l'analisi di filmati di videosorveglianza. Per l'assessore Savarino, chi danneggia l'ambiente sarà perseguitato. Nel frattempo è stato potenziato il Corpo Forestale con l'arrivo di nuovi 369 agenti in nostro servizio. 4 persone sono state denunciate presso il Tribunale di Termini Imerese per 3 incendi divampati tra agosto e settembre di quest'anno nel territorio della provincia di Palermo. A individuare i responsabili è stato il Corpo Forestale della Regione Siciliana al termine di mesi di indagini condotte attraverso l'analisi di filmati di videosorveglianza, telecamere nascoste e testimonianze raccolte sul territorio. Le attività investigative coordinate dal comando del distaccamento di Bagheria dell'Ispettorato delle Foreste di Palermo hanno ricostruito 3 scenari molto diversi tra loro: un incendio doloso per vendetta a Caccamo Alia, l'abbandono e l'incendio di rifiuti a Trabia, un incendio colposo a Termini Imerese. Nel primo episodio del 4 agosto il responsabile ha confessato di aver appiccato il fuoco per assio nei confronti di alcuni confinanti. Nel secondo caso, avvenuto il 13 settembre, 2 persone sono state documentate da telecamere nascoste mentre abbandonavano e incendiavano i rifiuti. Nel terzo episodio, avvenuto il 23 settembre, un anziano ha perso il controllo delle fiamme durante l'incenerimento di sfalci nel proprio terreno.
Chi non rispetta l'ambiente, chi appicca incendi, chi mette a rischio il nostro patrimonio naturalistico deve sapere che non la farà franca, ha affermato l'assessore al territorio e ambiente, l'agrigentina Giusy Savarino. Ringrazio pertanto il Corpo Forestale per queste preziose e complesse indagini che hanno permesso di individuare i presunti responsabili. Un corpo forestale che sarà potenziato con l'arrivo di 369 nuovi agenti. Si procederà anche con le progressioni verticali del personale in servizio in modo da garantire continuità del comando nel distaccamento nonostante il turnover. Abbiamo inoltre incrementato i mezzi e gli strumenti innovativi di controllo del territorio e grazie all'impegno del Presidente Schifani, che ha intercettato i fondi del Governo nazionale, abbiamo attivato il PON Sicurezza, una serie di strumenti affidandoci a Leonardo SPA, leader mondiale della difesa e nella sicurezza. La Control Room partirà a breve e permetterà di mettere in rete quei sistemi di controllo del territorio grazie proprio a un corpo forestale che dopo tanti anni, forse troppi, verrà realmente potenziato con uomini, mezzi e tecnologie all'avanguardia. Avvicinata, immobilizzata e rapinata dagli aggetti d'oro che indossava da due donne, un anello e un paio di orecchini. Vittima è stata una pensionata di 84 anni di Cattolica Eraclea. I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini. L'anziana in pieno giorno è stata avvicinata dalle due malviventi mentre si trovava davanti la porta di casa, ha raffato il bottino. Sono fuggite velocemente. A chiamare il 112 è stato un familiare della pensionata che non è rimasta ferita. Lo stesso ha poi formalizzato la denuncia contro ignoti. I militari della locale stazione hanno avviato l'attività investigativa per cercare di identificare le due delinquenti che dovrebbero essere delle donne straniere. Picchiata in strada dal marito, il tempestivo e provvidenziale intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. Una 35enne è finita al pronto soccorso all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. La donna picchiata ha riportato escoriazioni e traumi giudicati guaribili con una prognosi di 10 giorni. Un quarantenne residente a Licata è stato denunciato e stato in libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per il reato di maltrattamento in famiglia. È accaduto tutto dalle parti di Corso Roma, in pieno centro cittadino a Licata. I fatti si sono svolti in tarda serata. Il quarantenne, dopo una discussione accompagnata da insulti e minacce di ogni tipo rivolte alla coniuge di 35 anni, si è avventato con violenza contro la stessa, picchiandola. I militari sono arrivati in pochi minuti, mettendo fine all'aggressione. In relazione alle notizie circolate in questi ultimi giorni sulla gestione dei comuni in salvaguardia, la Presidente del CDA di AICA, Danila Nobile, ritiene opportuno fornire un chiarimento a beneficio di tutti gli enti coinvolti. Dell'AICA non ha competenze né poteri di intervento sui comuni che operano in regime di salvaguardia. Ogni valutazione o autorizzazione o verifica dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge rientra esclusivamente nelle competenze dell'ATI idrico e non del gestore del servizio idrico integrato. AICA pertanto non entra nel merito delle scelte o delle posizioni dei comuni in salvaguardia, nel pieno rispetto delle prerogative istituzionali di ciascun ente. Per quanto riguarda esclusivamente i comuni di Palma di Montechiaro e Camastra, AICA ribadisce di essere in attesa delle determine già richieste agli organi competenti al fine di consentire la gestione delle reti e la piena attuazione del servizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. AICA conferma il proprio impegno a operare con spirito di collaborazione, equilibrio istituzionale e rispetto dei ruoli nell'interesse del territorio e di tutti i cittadini. Open Day oggi al Politi di Agrigento nella nuova sede di via Matteo Cimarra ad Agrigento. Oggi Open Day all'Istituto Politi di Agrigento nella nuova sede che è l'ex Istituto Foderà. Sì, in realtà stiamo organizzando diversi momenti da dedicare agli studenti che si apprestano a fare una scelta molto importante che sarà anche segnerà le loro scelte future e i loro percorsi di studio successivi.
Lo stiamo facendo sia presso i locali che attualmente sono ospitati in via Cimarra, sia presso le classi e i laboratori della sede di via Crone. Sono sicuramente occasioni pensate per mettere in condizioni chi arriva dall'esterno di osservare, di conoscere quali sono le modalità operative che vengono adottate a scuola tutti i giorni. Ad accogliere questi ragazzi e oggi le loro famiglie saranno i nostri stessi studenti, quelli che già conoscono i laboratori, gli spazi della scuola, che vengono animati anche grazie alla presenza dei professori per cercare di rendere il più possibile chiara quell'offerta formativa che è molto ricca, che l'Istituto Raffaello Politi presenta e che riguarda sia liceo scientifico e liceo scienze applicate, liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale, liceo artistico. Per cui una scuola oggi impegnata in prima persona, emozionata e in grado di poter raccontarsi, scoprendo nel frattempo quanti talenti popolino le nostre classi, perché di fatto abbiamo studenti che sono in grado di raccontare e rappresentare le loro abilità in tantissimi campi. Il personale oggi è a disposizione, come lo sarà nelle prossime occasioni, sia in orario antimeridiano che in orario pomeridiano. Questo perché, nel rispetto dei termini fissati per le iscrizioni, ciascun genitore, ciascuno studente soprattutto possa avere l'opportunità di arrivare a quella scelta con le idee chiare, con tutte le informazioni che possiamo fornire. Professoressa Rangatore, oggi Open Day all'Istituto Politi nella nuova sede di Staccata. Oggi è una giornata di festa, abbiamo voluto anticipare le festività natalizie invitando le famiglie, gli studenti e le studentesse delle classi terze medie di Agrigento della provincia a questa nostra prima giornata di scuola aperta, a cui seguiranno altri appuntamenti. L'attività di orientamento è in effetti già cominciata da un mese, perché tutti i sabati mattina abbiamo accolto nel mese di dicembre gli studenti che ne hanno fatto richieste. Abbiamo permesso loro di trascorrere un giorno da liceali nei nostri percorsi, quindi distribuendoli negli indirizzi che sono attivi nel nostro percorso di studi, quindi il liceo scientifico anche con opzione scienze applicate, il liceo scientifico STEM e il liceo delle scienze umane anche con opzione economico-sociale e il liceo artistico. Abbiamo anche dato molto spazio alla valorizzazione dei talenti, quindi ci saranno anche dei momenti artistici che caratterizzeranno questa giornata di oggi, con i nostri studenti che si esibiranno in performance musicali dal vivo. Per noi è importante coltivare talenti perché pensiamo che questo sia la scuola, quindi puntiamo molto su questa grande collaborazione che si crea tra la scuola e la famiglia, che è sicuramente il passo importante per iniziare un percorso educativo per tutti i ragazzi. Oggi abbiamo allestito dei corridoi tematici, quindi c'è un corridoio umanistico e delle scienze umane, un corridoio scientifico, abbiamo aperto i nostri laboratori, abbiamo anche allestito l'aula di robotica e di STEM, che è un po' il nostro fiore all'occhiello, nonché il corridoio del liceo artistico. Sono Salvatore Marchi, che frequento l'ultimo anno del nostro istituto. Questa mattina è una mattinata speciale, una mattinata diversa da tutte le altre, perché accoglieremo con molto piacere gli studenti delle varie scuole medie della zona. Questa mattina siamo qui per dimostrare, per parlare dei nostri indirizzi, ma più di parlare dei nostri indirizzi vogliamo puntualizzare un aspetto fondamentale del nostro istituto, che è quello della famiglia. In questo istituto gli studenti che verranno troveranno una vera e propria famiglia ad accoglierli. Sì, perché per noi è importante la persona, è importante valorizzare l'individuo in sé. Non parliamo di numeri, ma parliamo di ragazzi che hanno un nome e un cognome.
Inoltre vogliamo anche puntualizzare l'aspetto umano dei professori, che non sono solamente delle istituzioni, non sono solamente delle persone che stanno dall'altra parte dell'aula, ma sono delle persone che comunicano e si utilizzano insieme a noi. Linea alla regia per la pubblicità. Siamo molto soddisfatti dell'attività che sta portando avanti l'autorità portuale della Sicilia occidentale. Pascolino Monti ha fatto sognare Palermo e ora Annalisa Tardino sta dando prova di grande impegno e professionalità nel prendere possesso di questa grande eredità. Sono riusciti a restituire il mare alla città e questo è un fatto socialmente rilevante. Il governo regionale non farà mancare il proprio sostegno perché credo fermamente nel principio costituzionale della collaborazione tra il presidente della regione siciliana Schifani, partecipando a un convegno Noi il Mediterraneo, organizzato proprio dall'autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale, diretto da Annalisa Tardino. Sentiamo la dichiarazione del presidente Schifani. Siamo molto soddisfatti dell'attività di questa istituzione, tra l'altro è stato restituito il mare ai cittadini palermitani e anche siciliani. Tra l'altro Palermo è una città centrale anche per la nautica, abbiamo la sede dei cantieri, realizziamo grandi navi che produciamo per grossi produttori dell'estero, commissionari dell'estero. È una città che rivendica sempre di più una vocazione turistico-alberghiera ma anche marinara, sotto il profilo commerciale e sotto il profilo turistico. Siamo qui per testimoniare anche questo con la nostra presenza, che siamo a fianco dell'autorità portuale per quello che sta facendo, quello che farà per lo sviluppo della nostra Sicilia. Io conoscevo già l'avvocato Tardino e la stimavo prima ancora di questo incarico, avevamo un ottimo rapporto. Dobbiamo scindere le cose. Devo dire che comunque sta dando prova di un impegno, ce la sta mettendo tutto e quindi questo è un dato di fatto. Consegnato ai legittimi assegnatari l'appartamento che era stato vandalizzato lo scorso ottobre in via Bronte nel quartiere palermitano di Borgo Nuovo. Si sono conclusi infatti i lavori di ripristino interamente finanziati dal governo Schifani su proposta dell'assessore alle infrastrutture Alessandro Aricò, per recuperare l'immobile danneggiato dalle fiamme appiccate dagli occupanti abusivi prima dello sfratto. Sentiamo la dichiarazione dell'assessore Aricò in merito. Eravamo qui il 23 ottobre, 57 giorni fa, sembrava una scena di guerra. L'abitazione era stata incendiata. Dopodiché il presidente della regione convoca una giunta d'urgenza, troviamo le risorse, deliberiamo le risorse verso lo IACP, vengono assegnate, lo IACP di Palermo redige il progetto, assegna le risorse all'operatore economico e in 57 giorni col comune di Palermo si assegna alla famiglia che ne ha realmente bisogno e diritto un'abitazione a 6 giorni dal Natale. Natale nel borgo di Raccuia con musica, spettacoli e tradizioni popolari. I colleghi di Messina. Raccuia si prepara a vivere un Natale ricco di emozioni con il cartellone Natale nel Borgo, un programma articolato che fino al 6 gennaio animerà il paese con musica di qualità, spettacoli, tradizioni popolari ed eventi pensati per tutte le generazioni. Il calendario natalizio propone appuntamenti di grande prestigio, affiancando nomi noti del panorama musicale e dello spettacolo a iniziative fortemente legate all'identità culturale ed enogastronomica del borgo. Grande attesa per l'apertura della tensostruttura in Piazza del Popolo, insieme ai percorsi enogastronomici e alle casette espositive allestite in Piazza Butera, che faranno da cornice a numerosi spettacoli e momenti di intrattenimento. Il 20 dicembre Raccuia ospiterà un evento di respiro internazionale con il concerto del coro gospel americano The Gospel Perth, che nella chiesa madre porterà tutta l'energia e l'intensità della tradizione gospel, regalando al pubblico un'esperienza musicale profonda e suggestiva, tra spiritualità ed emozione. A seguire nella stessa giornata l'apertura degli stand enogastronomici e lo spettacolo con Salvo La Rosa e Maglio Dovì, protagonisti di una serata all'insieme della comicità intelligente e dell'intrattenimento di qualità, capace di coinvolgere il pubblico con ironia e leggerezza.
Tra gli eventi di punta spicca anche l'appuntamento del 23 dicembre con il coro lirico siciliano, insieme a Rita Botto e Mario Venuti, interpreti di primo piano della scena musicale siciliana e nazionale. Un concerto che offrirà un momento di grande intensità artistica e culturale, valorizzando il connubio tra tradizione, canzone d'autore e sonorità contemporanee. Il 27 e 28 dicembre sarà la volta di Christmas Food and Music, l'evento che unisce spettacolo e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali, con un ricco cartellone di appuntamenti che includerà visite guidate, esibizione di ginnastica, presepe vivente, artisti di strada, musica itinerante e animazione per bambini. A completare il programma, la musica live con i gruppi XXL e Senza Regole Live Band. E la domenica la partecipazione del comico Giuseppe Castiglia per una serata di musica e cabaret all'insegna del divertimento. Il cartellone natalizio si arricchisce inoltre dei numerosi eventi organizzati dalle associazioni locali, dal tradizionale concerto di inizio anno della banda musicale al presepe vivente, dalle iniziative dedicate ai bambini e famiglie alle tombolate, fino ai momenti pensati per gli anziani e al villaggio di Babbo Natale, trasformando Raccuia in un luogo di incontro, accoglienza e festa. Questo cartellone, sottolinea il sindaco Ivan Martella, nasce dalla volontà di offrire un Natale vivo, partecipato e di qualità, capace di rafforzare il senso di comunità e allo stesso tempo di promuovere Raccuia come borgo attrattivo anche nel periodo invernale. Un Natale che unisce spettacolo, tradizione e identità, invitando cittadini e visitatori a riscoprire il calore e l'autenticità del borgo nebroideo. Passiamo ora allo sport con una panoramica degli incontri di calcio della domenica prima della pausa natalizia. Ce ne parla il collega Carmelo Lentini. Il girone I della Serie D è arrivato al Giro di Boa, dovendosi giocare proprio questa domenica, a partire dalle 14:30, l'ultima partita di andata. A contendersi il titolo di campione d'inverno saranno la capolista Savoia e la Nuova Egea, staccata quest'ultima di un punto, entrambe attese da confronti piuttosto impegnativi, rispettivamente contro la San Cataldese in trasferta e la Vigor Lamezia in casa. Tra i confronti di particolare interesse in programma è questa domenica il tanto atteso derby Milazzo-Messina, due formazioni con obiettivi differenti che stanno attraversando un grande periodo di forma. Infine ci sarà Enna Castrum Favara, con quest'ultima che si è parecchio rafforzata in quest'ultima settimana. In eccellenza girone A, occhi puntati sul derby del Dino Iota, dove va in scena Licata Camarate. Con 7 punti di vantaggio sull'immediata inseguitrice Marsala, il Licata arriva a questo Giro di Boa già campione d'inverno in previsione di un ritorno tutto da vivere. I pronostici Licata-Camarat arridono ai colori giallo-blu, ma il Camarat è ben intenzionato a vendere cara la propria pelle. L'Unitas sciacca infine, dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia, in quest'ultima gara di andata se la giocherà sul campo del San Vito Lo Capo. La compagine di Totò Bruculeri è attualmente la terza forza del campionato. E scendiamo ancora di categoria. In promozione girone A, la sconfitta subita domenica scorsa dall'Aragona d'Alcamo, la prima stagionale, ha accorciato la classifica e la compagine di Carmelo Giordano ha adesso appena 2 punti di margine sullo stesso Alcamo e 3 sul Gemini. In quest'ultimo turno del girone di andata la compagine aragonese torna a giocare sul campo amico del Totorusso contro il Fulgatore e ritornare a vincere è davvero d'obbligo. Non se la vedrà tanto facilmente l'Alcamo, che sarà ospite della Margheritese, in uno scontro che promette scintille. Torna a casa anche il Gemini contro il Valderice, mentre il Casteltermini si profila una trasferta difficile in quel di Salemi. E invece nel girone D, sempre di promozione, è arrivato il giorno dello scontro diretto tra Priolo e Acregas, che è sicuramente il match clou per l'eccellenza, il cui esito potrebbe dare una importante svolta al campionato.
La freschezza giovanile della compagine aretusea contro l'esperienza biancazzurra cregantina, che avrà la meglio, una sfida che dovrà giocarsi nel silenzio di uno stadio e che obbliga le due contendenti a giocarsela senza supporto delle rispettive tifoserie. Fortunatamente la gara verrà ugualmente seguita sul web, per cui i tifosi potranno gustarsi uno scontro al quale sono attaccate le speranze di entrambe le contendenti che mirano al salto di categoria. Alla vigilia di questo match ci credono entrambe all'impresa di prevalere una sull'altra e non manca un moderato ottimismo. La gara di Belvedere, che dovrà giocarsi a porte chiuse, verrà diretta da Daniele Mastro Simone di Palermo con assistenti Luca Iannazzo di Palermo e Manuele Finocchiaro di Acireale. Chi è la più bella del reame? Lo si saprà alla fine di questi infuocati 90 minuti. Allora, noi andiamo là per vincere, giusto? Perché comunque siamo 2 punti sotto. L'unica cosa che fa male è che ha porte chiuse, questo. Ma potrebbe essere un vantaggio per noi o più per loro che comunque giocano senza tanta pressione? Io penso più per loro, perché giocare con 100 ragazzi che venivano di qua, 100 pochi erano, 100, 200, ti dà sempre quel vantaggio. Mister, la squadra come ha lavorato in questa settimana? È una settimana intensa, come si è lavorato? Allora, questa settimana si è lavorato bene, anche perché, torno a ripetere, è una partita da vincere a tutti i costi. Andiamo a giocare contro una squadra che è 2 punti sopra di noi, quindi diciamo che all'atto al momento sta facendo meglio di noi, però noi sappiamo la nostra forza e andremo là per vincere. Ecco, tra l'altro si arriva a questa partita con tutta la rosa a disposizione? Sì, tutti stanno bene e quindi c'è ampia scelta. Raccomandazioni alla squadra? Ma guarda, ti posso dire una cosa, queste partite non c'è niente da parlare perché queste si caricano da sole. E torno a ripetere, a giocare con la prima in classifica. L'unica cosa che noi purtroppo questa partita dobbiamo vincerla e dobbiamo dare il 100%. Con più rabbia, con più voglia di loro, con più corsa di loro e solo così penso che si vincerà. Il Priolo che squadra è? È una buona squadra, è una squadra che ha fatto tutte vittorie tranne un pari, quindi è un'ottima squadra. Michele, si arriva al Giro di Boa, al big match, alla partita più attesa della stagione, con questo testa a testa che fino ad ora ha tenuto vivo il campionato tra Priolo e Akragas. Ecco, che partita ci aspetta, Michele? Domenica ci aspetta una partita importante perché ci giochiamo, entrambe le squadre ci giochiamo un piazzamento importante in classifica e quindi sarà una partita dalle 1000 emozioni. Akragas con 28 reti fatte, 7 subite, 10 vittorie, 2 pareggi. Commentiamo questi numeri. No, i numeri per quanto riguarda i risultati sono numeri buoni. Sicuramente possiamo fare ancora meglio e proveremo a farlo. 7 reti subite sono poche o sono tante secondo te che sei uno di quelli che comanda la difesa? Secondo me di subiti sono state 2 quelle rilevanti, nei 2 pareggi, poi gli altri sono quando il risultato era ampio, però va bene, stiamo lavorando anche per subirne di meno. Si gioca a porte chiuse, questo è un bene o un male? Ma sicuramente un male, perché le partite senza spettatori non è la stessa cosa, però c'è un'inagibilità, quindi va bene così. Senti, tu hai esperienza, hai girato, hai giocato anche nel Ragusano, hai giocato nel Trapanese, ecco, in quelle zone che tipo di approccio bisogna avere secondo te? No, l'approccio, il calcio Qui siamo nel Siracusano, tu hai giocato nel Siracusano? Siracusano no. Contro sì, Siracusa, squadre di là sì, però il calcio è uguale in tutte le parti, quindi l'approccio è sempre uguale. Personalmente come stai? No, sto bene,
sto facendo tutte le partite, mi sto divertendo e speriamo di continuare così. E la squadra come l'hai vista questa settimana? No, la settimana, sia in settimana questa che nelle altre la squadra si è sempre allenata bene, sta bene, ha voglia e questa è la cosa più importante che fa parte del nostro gruppo. E allo Stadio Russo domani l'Aragona, in testa al campionato, incontrerà la squadra del Fulgatore per l'ultima partita del 2025. Davide Sarto. Presidente, è l'ultima dell'anno, domenica qui ad Aragona arriva il Fulgatore, avversario sicuramente abbordabile sulla carta, ma come detto guai a sottovalutarlo. Che partita ti aspetti domenica? Mi aspetto una partita sicuramente tosta, perché vero è che magari il Fulgatore occupa la posizione di centroclassifica, ma è altrettanto vero che non verranno qui sicuramente a spazzolare le bambole, quindi verranno a fare la loro onesta partita, cercando comunque di prendere il massimo possibile. È chiaro che però noi siamo all'ultima in casa e quindi abbiamo il piacere insomma di laurearci campione d'inverno, anche se come ha detto il mister prima conta poco, però è sicuramente un buon risultato che dal punto di vista morale ci proietta verso un giorno del ritorno che speriamo possa essere alla stessa stregua della giornata andata. Aragona ancora sul mercato, avete ingaggiato un attaccante di spessore, Pirrotta, per raggiungere quale obiettivo, Presidente? Questa è una bella domanda. È chiaro che noi ci siamo confrontati con lo staff tecnico prima dell'apertura del mercato. Come società abbiamo chiesto che, vista la posizione classifica, è giusto provarci e quindi abbiamo dato mandato al direttore sportivo di fare mercato. Sono arrivati 5 giocatori importanti, in ultimo ma non per ultimo Alessandro Pirrotta, che sicuramente ci darà una grossa mano in quello che è un reparto avanzato comunque già di grande qualità. Il 2026 può essere l'anno dell'Aragona del ritorno in eccellenza? Ma guarda, sognare non costa nulla, noi non poniamo limite alla divina provvidenza, sarebbe un sogno perché per una città come Aragona, che lo ribadisco conta poco meno di 9.000 abitanti, fare un campionato d'eccellenza è come fare la Serie A. Quindi mi piacerebbe, perché sarebbe il coronamento di un percorso iniziato 5 anni fa, questo lo ricordo, dalla terza categoria, lo chiamerei anche il miracolo Aragona qualora si dovesse verificare, però insomma rimaniamo con i piedi per terra e pensiamo a domenica. E questo è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20, con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo un buon fine settimana.